partita ragazzi! È che il lupo viva felice come vi ho appena detto. Non crepi il lupo. Amici di Sportisili, appassionati di calcio giovanile, ben trovati. Allora, al campo sportivo Giovanni Aloisio di Misilmeri si affrontano Don Carlo Misilmeri e Morrone per l'andata, anzi il ritorno degli ottavi di finale, comunque del primo turno della fase nazionale del campionato riservato agli juniores. Partita che riprende dallo 0-0 del primo round giocato in terra silana al centro sportivo Popi il Bianco di Cosenza. Uno 0-0 che ha messo a dura prova entrambe le squadre, partita molto intensa anche con diverse palle gol, anche se alla fine forse in termini proprio di palle gol è stata la Don Carlo di mister Giampaolo Lobue ad andarci più vicina, soprattutto nel secondo tempo. Sono arrivate 3 occasioni di un certo spessore per la squadra che oggi conferma la mise della gara di andata, quindi maglia blu, pantaloncini e calzettoni rossi. Total white invece per il Morrone, che effettua la foto di rito mentre i giocatori della Don Carlo vanno a salutare, a ringraziare i tifosi oggi presenti in grande quantità. Li vedete, c'è stata anche una chiamata alle armi abbastanza importante, un tam tam sui social per cercare di radunare quanti più giocatori possibili, quanti più tifosi possibili, scusate, per una partita che può rappresentare la storia della Don Carlo Misilmeri, che sogna di volare ai quarti di finale, dove con ogni probabilità ad affrontare, ad aspettare la vincente di Don Carlo Misilmeri Morrone sarà il Sant'Agnello, quasi certamente la squadra campana, la squadra di Sorrento, che sta avendo la meglio nel triangolare con Foggia e Matera. Ma ci sarà tempo durante questi 90 minuti per riassumere un po' la situazione. Intanto il direttore di gara dà un'occhiata al cronometro. Qualche minuto di ritardo, ma si comincia, inizia Don Carlo Misilmeri Morrone. Mettetevi ovviamente comodi per assistere a questa gara che parte subito con la Don Carlo che cerca un pallone lungo in avanti. Don Carlo che si schiera con lo stesso 11 che ha iniziato la gara di andata giocata in terra calabrese, e quindi Simone Marino in porta, difesa a 4 con Capitan De Caro a destra, D'Angelo a sinistra. I centrali sono Bonaccorso e Lampo. In mezzo al campo Peppe Romano, assistito da Ingrassia e Sino. In avanti Caracappa e Pesetti a fare da esterni a supporto della punta centrale, che è Vincenzo Logerfo. Dall'altra parte risponde
il Morrone di mister Verducci con un paio di novità rispetto al match giocato in casa. Qui intanto che alla palla lunga esce Marino col ginocchio, poi la appoggia rischiando un po' ma trovando comunque Lampo. Ingrassia colpisce di testa, la palla va direttamente fuori, dunque formazione Morrone con Vencia. Formazione con Vencia in porta. Iorio agisce a destra nella linea 4 completata a sinistra da Salerno e al centro da Federico e Capitan Zarpa. In mezzo al campo ci sono anche oggi Cinque e Barbieri con Celestino tra le linee. Sulle corsie laterali agiscono a sinistra la Canna, a destra la novità, ovvero sia Tuoto. La punta centrale è ancora una volta Bilotta. Quindi unica novità dell'11 di partenza, gioca Tuoto e non gioca De Rose. Qui intanto sì, non riesce a dribblare bene un avversario, evita anche Caracappa che cercava di dargli manforte. Poi la chiusura ai danni di Sino da parte di Barbieri, poi attenzione a Caracappa che stoppa il pallone, c'è l'uscita a gran voce di Vencia. Porta su il pallone Federico. Barbieri pressato a Caracappa che porta via il pallone con l'aiuto di Logerfo. Romano ricomincia da capo da Ismaele Bonaccorso. Caracappa può girarsi e puntare, la palla in avanti, Logerfo fermato, poi Romano palleggia e appoggia a De Caro. Lampo, salto di uomo da parte di De Caro, servito Lampora ad Angelo, porta sul pallone D'Angelo. D'Angelo cerca Logerfo, non lo trova tra le linee. Lampo di testa dopo il rinvio della difesa del Morrone, poi tocca Barbieri, subentra Logerfo, anche Sino, forse fallo quasi di Sino su Logerfo. Tanta intensità fin da subito, se ne sono andati i primi 3 minuti di gioco. Due squadre che si stanno affrontando fin dall'inizio a viso aperto. Naturalmente c'è da valutare tutte le combinazioni del caso sull'eventuale arrivo in parità ai 90, sull'eventualità di una parità a 120 in base anche al punteggio. Insomma, tutto da scrivere, tutto da stabilire, una partita che si preannuncia equilibrata anche oggi. Pesetti può spingere a sinistra, avanza ancora Davide Pesetti che porta sul pallone, arriva sul fondo, Pesetti se la trascina e poi lo scontro con Iorio che ha involontariamente colpito Pesetti nello slancio della scivolata. Tossino restituisce il pallone direttamente in fallo laterale. Dicevo prima di quello che sarà l'avversario, il probabile avversario a questo punto, anche se mancano anche in questo caso gli ultimi 90 minuti del triangolare tra le squadre che hanno vinto i rispettivi campionati regionali in Puglia, Campania e Basilicata. In questo momento è in netto vantaggio la formazione campana, il Sant'Agnello, mentre qui intanto attenzione alla giocata di Tuoto. Barbieri al limite, calcia, trova il corpo di Romano, poi 5 cerca di muoversi Salerno, forse una trattenuta, ma tiene il pallone il numero 3 del Morrone. Conclusione, pallone che si perde fuori. Il primo tentativo è del Morrone con Salerno. Dopo 5 minuti mentre porta sul pallone Gabriele Lampo, mentre qui Logerfo sponda per Pesetti, anticipato da Iorio che mette il pallone fuori dal rettangolo. D'Angelo subito con le mani a cercare Pesetti. Pesetti, controllo non perfetto, chiude Tuoto, rimessa
sempre per Roberto D'Angelo. Direttore di gara che invita lo Gerfo e Lampo a sistemare i calzettoni. Proprio lo Gerfo la gioca, non trova nessuna deviazione, allora palla sul fondo. Dicevo degli accoppiamenti con la vincente di questo incontro che andrà a affrontare la vincente del triangolare tra Foggia, Matera e Sant'Agnello. Proprio questi ultimi, la squadra di Sorrento ha già vinto una partita contro il Matera, che ha a sua volta pareggiato contro il Foggia. A questo punto alla squadra campana basta non perdere per approdare ai quarti di finale. Qui intanto Barbieri, entrata su Celestino di De Caro, calcio di punizione. Per la squadra di mister Verducci, che adesso porta palla con Federico, sventagliata lunga, Marino con l'anticipo su Tuoto. Buon accorso, sponda di Rogerfo, palla a Caracappa che va a calciare, forse un tiro in porta. Samu, va bene, tranquillo Samu. Tra l'altro Grande Biscio. la gioca dalle retrovie il Morrone. Forse da ripetere il rinvio, come potete sentire anche in sottofondo. Forte vento, tanto vento qui a Misilmeri. Naturalmente abbiamo tutti ancora negli occhi quanto è accaduto in Emilia Romagna, ma senza dubbio anche da queste parti il maltempo non ha lasciato nulla di intentato. Forti piogge già dalla giornata di lunedì qui nel Palermitano. In generale adesso tanto vento, anche la caduta praticamente di sabbia dal cielo. Mentre qui intanto attenzione a Celestino che quasi restituisce quanto fatto prima da Caracappa. Palla fuori, 8,50. E Simone Marino che va a rinvio, praticamente inoperoso, nonostante la partita molto intensa, anche con più di un pericolo creato dal Morrone. Di fatto parate vere e proprie Simone Marino non ne ha fatte, a differenza del collega Vencia, che è stato impegnato soprattutto nel finale da un colpo di testa di Rogerfo sugli sviluppi di una palla inattiva ben sventato al numero 1 del Morrone che adesso palleggia nella metà campo del Misilmeri con Iorio. Indietreggia e va da Federico, ora Barbieri. Il lancio, colpo di testa di De Caro, palla che arriva dalle parti di Ingrassia che anticipa l'avversario. Pesetti prova a mettersi davanti, ci riesce, serve lo Jeff, attenzione perché c'è incredibilmente una prateria per la Don Carlo. Sino prova a spingere, mette subito in mezzo il pallone, forse troppa affrettata come idea, forse è arrivato anche con il passo lungo. Fatto sta che la Don Carlo non ha sfruttato una potenziale pallagol enorme, perché c'erano sia Sino sia Caracappa aperti e soli sulla sponda di Rogerfo. Rogerfo ha scelto Sino anche perché aveva la palla indirizzata lì. C'è rimessa per D'Angelo. Rogerfo non riesce a spondare, Iorio alza il campanile, ma proprio Rogerfo che colpisce Barbieri, poi Caracappa con il tacco, palla direttamente fuori. Occhio, tranquillo, tranquillo.
Rimessa per Domenico Iorio, In gran. ha avuto il suo bel da fare soprattutto nel secondo tempo della gara di andata. Qui riesce a giocarla a Tuoto, poi Bilotta male, alla fine può andare Capitan De Caro che finge di andare col lancio, sterza di vita Bilotta, ancora De Caro con campo da prendere, allarga a destra su Caracappa, Caracappa sterzata, cerca compagni liberi, trova Lampo, anche un modo per coinvolgere i difensori e cercare di attaccare a pieno organico. D'Angelo, Sino, prova a puntare Sino che cambia passo, Sino mette in mezzo rasoterra, c'è la respinta di Barbieri, poi Romano si mette davanti col corpo, cerca e trova Sino, Sino ancora in 1 contro 1, sterza sul destro, sempre Sino, trova tutto chiuso, allora palla in fallo laterale sulla respinta da parte di Iorio, predica calma mister Verducci, mentre c'è un fallo laterale per D'Angelo. 11 minuti trascorsi, sempre 0-0 all'Aloisio e 0-0 nel complesso. Qui Lampo costretto a inseguire il pallone, viene sul morrone, palla a Bonaccorso. De Caro, controllo, poi ancora Bonaccorso, quasi all'angolo contro Bilotta, riesce a lanciare, trova però il colpo di testa da parte di Salerno, recupera però Romano d'esterno per lo Gerfo che riesce ad evitare l'anticipo di Sarpa, ancora lo Gerfo, Sino affrontato da dietro in maniera regolare da 5. Fallo laterale per De Caro. Sino controlla male e palla fuori. Rimessa per Salerno, a vuoto qui Celestino, Romano di testa per lo Gerfo. Lo Gerfo in mezzo a 2 guadagna il massimo, guadagna un bel fallo laterale il pivot della Don Carlo. Molto bella cornice di pubblico, sicuramente ingresso libero e anche la bella presenza, mentre intanto c'è calcio d'angolo, anzi no, rinvio dal fondo sulla sortita di Lo Gerfo. Dicevo, l'ingresso libero ma anche la presenza di tanta bella gioventù in campo, anche di tanti misilmeresi in campo, ha portato il pubblico al campo. Qui il lancio a cercare ma non a trovare Celestino. Rimessa per De Caro, colpo di testa da parte di Celestino, poi arriva Ingrassia, anticipo da parte di Lacanna che poi cerca Tuoto, brutto passaggio questo, palla recuperata da D'Angelo, D'Angelo su di lui proprio Tuoto, la sterzata di Roberto D'Angelo che converge, ancora D'Angelo, potrebbe anche essere zona tiro, invece va da Romano che calcia, respinge 5, Lampo sulla seconda palla riesce a lanciare, cerca Sino che prova a dar fastidio. Giusto, tranquillo Gabri, tranquillo, è giusta sta palla là, non dobbiamo rischiare. Non riesce però Fai calzettoni, a fine primo tempo te li fa. Arriva Gabriele,
Vencia ricomincia con i suoi compagni della difesa, in particolare Federico, spesso chiamato a impostare, se è il caso anche a lanciare lungo, di testa Lampo, poi di testa anche 5. Palla su Tuoto, contrastato da D'Angelo, tutto ok per l'arbitro, ottimo intervento qui di D'Angelo che è entrato bene in partita, qui però sbaglia il tocco. E allora Tuoto, centralmente Celestino, inseguito da due avversari, ancora Celestino, prova a portare palla, bravissimo De Caro sulla palla in verticale a cercare la canna. Ingrassia, anticipa e scivolata l'avversario, riesce a innescare ancora D'Angelo, può ripartire la Don Carlo in velocità. D'Angelo con la palla, ottima per Caracappa, steso, calcio di punizione per la Don Carlo Misilmeri, fallo di Salerno sull'ottima imbeccata qui di D'Angelo per Caracappa, che si è fatto trovare pronto. E occhio a questa invitantissima opportunità, la palla inattiva per la Don Carlo, i tiratori non mancano, in primis quello con la palla in mano, ossia Peppe Romano. Ha preso la rincorsa il numero 4 della Don Carlo. 17 minuti quasi trascorsi, 4 in barriera per Vencia, la concentrazione di Romano. Tutto il morrone agli ultimi 25 metri, fischia l'arbitro, parte Romano sul fondo, ma c'è stata la deviazione, quindi calcio d'angolo. Sempre Romano dalla banderina, traiettoria a rientrare, occhio che da lì ha fatto male al Vittoria con il gol olimpico di cui penso abbiate avuto modo di vedere più e più volte anche i video sui social. Il fischio dell'arbitro. Romano questa volta cerca l'area, colpo di testa a mettere fuori Di Iorio, altro giro in bandierina per Romano. Batte ancora Romano, altro colpo di testa sul primo palo a mettere fuori, poi Romano si accontenta del fallo laterale. Andrà anche con le mani, si occupa di tutto lui, in realtà poi lascia a De Caro. Batte De Caro, palla in area, D'Angelo, il controllo, si libera ancora D'Angelo, gran giocata sempre D'Angelo, il tocco per Sino che è in posizione regolare, Sino, la respinta di Vencia, palla in calcio d'angolo e adesso spinge la Don Carlo. Terzo tiro dalla bandierina per la squadra di Lobue, ancora Romano a battere. Pallone questa volta verso e la palla che colpisce la traversa, palla che colpisce la traversa, altra palla gol per la Don Carlo Misilmeri che adesso sta legittimando, adesso merita di andare in vantaggio, forse lampo, un po' di confusione lì al limite, ma attenzione a Romano, altra battuta, questa volta riesce a mettere fuori la difesa del Morrone, la fa rimbalzare forse troppo Pesetti che si rifugia alla fine da Simone Marino. Il rilancio, De Caro rientra troppo tardi dal fuorigioco. Palle gol in serie per la Don Carlo quando ci avviciniamo alla fascia centrale del primo tempo. Punizione intanto, fallo sul numero 4 della formazione ospite, ovvero sia Mattia 5, che è anche il vice capitano. Iorio, Federico, Barbieri, Federico, Barbieri, ancora i due a palleggiare. Non viene coinvolto Vencia a prendersi la palla
Federico. Iorio. La porta su, poi appoggio a 5 che si è allargato. Palla per Tuoto. Può avanzare Tuoto, l'appoggio poi Barbieri. Bilotta a spalle alla porta, riesce a girarla per Celestino. Attenzione a Celestino, la palla dentro, era tutto regolare, compresa la conclusione di Tuoto, parata da Marino. Squillo anche da parte del Morrone, che ottiene questa palla gol quasi dal nulla. Intanto rinvia Marino, lunghissimo, forse troppo, infatti non può arrivare Pesetti. Don Carlo che si è affidata soprattutto alle palle inattive per fare male al Morrone, Morrone che invece ha trovato quella sortita per vie centrali che più volte ha cercato nella gara di andata, partendo proprio dal dinamismo e anche dalla qualità di Celestino, oltre che sulle sponde da parte di Bilotta. Intanto attenzione alla corsa di Celestino, e questa volta se la allunga troppo. Subentra Barbieri, la tiene contro lo Gerfo, poi lo Gerfo si oppone, ma prima aveva commesso fallo, prima c'era stata la trattenuta. Vai battere! Non lo tiri? Guarda, me lo so, lo tiri una volta. Me lo sogno, lo tiri. Qui direttore di gara al colloquio con Vincenzo Lo Gerfo. E occhio alla punizione di Federico, palla scodellata in area, colpo di testa di Bonaccorso, poi Caracappa in anticipo può partire in contropiede. Caracappa con l'esterno sullo Gerfo che non si aspettava la palla, subentra Sarpa che la mette in fallo laterale. C'è sempre. Roberto D'Angelo scambia con Romano, buona la palla per Ismaele Bonaccorso, la porta su Caracappa, alla conclusione sopra la traversa di Samuele Caracappa. Riparte dal fondo Francesco Vencia, superata la metà del primo tempo, 0-0, ma entrambe le squadre vicinissime al gol, più forse la Don Carlo come termini di pericolosità. Qui Bilotta, Celestino, conclusione di battuta, rimessa per il Morrone che non disdegna di attaccare. È una partita particolarmente equilibrata con tanti possibili risvolti. Non state piatti, Andrea e Diego, non piatti! Tanto attenzione alla fuga sulla sinistra, il cross, colpo di testa di Lampo, poi prova ad arrivare Iorio al volo, lo scontro con Ingrassia, l'arbitro fischia in favore della Don Carlo. A questo punto poteva anche concedere vantaggio il direttore di gara. Cristian, se arriva il 4 di alla canna di fare sta lotta, chiaro? Se vedi il 4 che arriva di farti tu sta lotta. Allora può battere la punizione Simone Marino, cerca Pesetti, non arriva. Se arriva il 4, chiama da sé. Stringi, così. La rimessa per Iorio, cerca Tuoto, alla fine arriva Romano. 5, la fa scendere, prova a girarla, la gira bene, colpo di testa di Ingrassia, poi Caracappa, la sterzata Romano, rischia con questo tocco per Lampo che alla fine arriva. D'Angelo, non ci arriva lui, poi ha il guizzo e serve ancora Lampo. Sino
il tocco per Caracappa, può essere zona tiro per lui, Caracappa se la sposta ancora, serie di finte, Caracappa perde l'attimo per calciare, serve comunque De Caro che corre a destra, De Caro con il cross, lo Gerfo anticipato ma c'è Pesetti sulla seconda, Pesetti al cross, fuori gioco, a nulla vale il gol. Non si può parlare di gol annullato, visto che il fischio è arrivato ben prima del colpo di testa vincente. Non uscire tu. Stringi, stringi. Tanto batte lungo Sarpa e sbaglia, tanti errori a parte del capitano del Morrone, qui fallo di Celestino su Ingrassia, punizione. Di 6 minuti trascorsi, Romano sul punto di battuta, pallone che arriva in area, fallo credo di Lampo. Devi guardare, devi fermo là. Scusami. Vai dentro. Federico, tocco di Barbieri poi per Iorio, lancio, Lampo in anticipo, la fa scorrere. Marino riesce a calciare ma trova Barbieri, poi può controllare con calma il numero 8 del Morrone. Barbieri cerca di scavalcare di testa bene, buon accorso, poi Pesetti da solo. Lancio per lo Gerfo che aggancia, viene però subito stretto nella morsa delle maglie bianche. Qui Tuoto, buona giocata per la Canna se la sposta sul destro, la Canna al limite, il tiro ribattuto da Romano che poi calcia addosso a Celestino però un buon guizzo la tiene in campo, chiuso ancora dal numero 4 della Don Carlo. Rimessa per Iorio, allontana Pesetti. Altra rimessa per la squadra calabrese. Sempre Iorio cerca l'area, questa volta la spizzata, attenzione il movimento spalla alla porta di Bilotta, poi allontanano, prima buon accorso poi D'Angelo, calcia per lontano che può Sarpa, qui scontro De Caro Ingrassia. La rimessa per il Morrone con 5 che evita l'intervento di Sino, fase della partita apparentemente favorevole ai calabresi. Bilotta, tiro bloccato senza problemi da Marino. Lampo scambia con Romano, ancora Lampo che calcia lungo, buono l'aggancio qui di Lo Gerfo che scarica su Pesetti. D'Angelo cambia gioco dalle parti di De Caro. Sino, altro lancio, questa volta in avanti, colpo di testa da parte di Federico, poi Caracappa. Pesetti scodella questo pallone in mezzo, lungo per Lo Gerfo, però ad arrivare in Grassia che non ci riesce. Quando partiamo non stare troppo aperto, se no uno è testa due. Tiriamoci! Riparte Federico. Iorio, il pressing di Pesetti che costringe Federico a spazzare in fallo laterale. No, quando esci tu la palla! Falti importante, tu Andrea, un po' più vicino. Vieni qua, vieni, c'è, Mattia. Dai! Qui intanto bene Iorio col petto su Vencia.
mezz'ora scaduta adesso. 0-0. Stesso punteggio praticamente da 120 minuti, da una settimana. C'è l'errore di Iorio. Lampo. Buon accorso. Per via centrali sbaglia, allora riparte il Morrone con Barbieri, poi Tuoto, evita la trattenuta di Lampo, Tuoto fermato da De Caro. 5, la palla è per Federico che si appoggia a Sarpa, consente agli avversari anche di guadagnare metri. Federico converge, porta sul pallone, lo insegue Sino che lo ferma, poi sbaglia ancora buon accorso. La Canna d'esterno per il movimento di Celestino, poi fallo di mano di La Canna, tra l'altro occhio che è caduto male Romano sul terreno di gioco. Si rialza per fortuna senza grossi problemi Peppe Romano. Il fallo di mano precedente da parte di La Canna e il calcio di punizione in favore della Don Carlo. Romano. D'Angelo. Rasoterra sbaglia il tocco persino, poi prova a recuperare. Interviene regolarmente, l'arbitro lascia correre, poi Barbieri recupera. Barbieri chiude Romano molto bene. Sino è ancora a terra 5, l'arbitro lascia giocare. La mette fuori. Sportivamente Federico Sino si è sempre giocato in questo clima, in questo bellissimo clima tra le due squadre. Sempre grande sportività in campo da una parte e dall'altra. Sicuramente un bellissimo spot. Tagliela! Tagliela Cristian! Tagliela! Tanto pallone restituito alla Don Carlo che riparte da Marino. Buon accorso. Il lancio di testa allo Gerfo, prova ad arrivare Caracappa, ci riesce. Caracappa porta su. Caracappa cerca luce per il cross, ma sono tutti schiacciati sul primo palo, allora aspetta, guadagna il fallo laterale. È rimessa per De Caro. Battuta lunga, prova a sfiorare lo Geffo, in grassia anticipato. Romano, controllo, sinistro! Vencia! Forse la tocca, forse no, non secondo l'arbitro, ma ha provato a scaldare il sinistro Peppe Romano. Ad un passo dal vantaggio la Don Carlo con la giocata balistica che ti aspetti, ovvero sia il mancino al veleno di Peppe Romano. Federico evita l'intervento di Sino e lancia lungo. Lampo bene in anticipo qui, poi Romano scodella in avanti sullo Gerfo che cerca la sponda, la trova anche, ma chiude bene la difesa. Tanto ricordo che quasi in contemporanea con una mezz'oretta di ritardo, anzi mezz'oretta di anticipo rispetto al match qui in corso al Giovanni Aloisio, si sta svolgendo un'altra gara che stiamo trasmettendo in diretta sul nostro canale YouTube su Sportisilo, ovvero sia anche in questo caso è un ritorno, seppur di quarti di finale, di un'altra fase finale, in questo caso regionale degli allievi under 17 di fronte Cus Palermo e Nuova Città di Gela. Se volete seguire ovviamente entrambe le partite basterà aprire due schede su YouTube, quasi un po' a fare da rimbalzo di linea. Ricordo anche il punteggio 1-0 per il Cus che per il momento non basta, visto il 3-1 dell'andata in favore dei gelesi. Attenzione qui alla Canna che prova ad andare sul fondo, la Canna fermato da De Caro, grande intervento.
allora Caracappa può spingere la ripartenza, lancio lungo per lo Gelfo che prova a prendere in velocità Federico, palla troppo lunga però. E allora Bencia con calma, Bencia che sembrava sulla traiettoria del tiro di Romano di un paio di minuti fa, tanto che sembrava quasi che l'avesse toccata, in realtà non c'è stato il tocco, così come qui invece c'è l'uscita di Marino sui piedi di Tuoto. Qui sbaglia però De Caro, ha sbagliato Bonaccorso, altro appoggio sbagliato del centrale, così come sbagliato quello di Lacanna. Prova ad arrivare sul pallone 5 e in effetti arriva contro D'Angelo, si gira 5, va da Iorio, tocca addirittura per Bencia, non butta via il pallone, il Morrone gioca sempre con grande accortezza la squadra di Verducci. Barbieri 5, posizione regolare, poi Tuoto va giù, in realtà è lui a cercare quasi di trascinarsi per terra Romano che recupera regolarmente il pallone. Ingrassia, Caracappa, dai e vai per De Caro che poi gioca una palla orrenda verso l'interno. Allora attenzione al Morrone che avanza con Tuoto, Tuoto costretto ad andare indietro, bravissimo Romano e guadagna calcio di punizione. Prima altrettanto bravo Lampo che non ha dato altre vie al numero 11 avversario quando mancano 8 minuti e mezzo più eventuale recupero. Alla fine del primo tempo molto divertente, pochissime interruzioni. Calcio di punizione per Simone Marino. Lo Gelfo prova a far sponda, lo chiudono in 2, poi Caracappa, il più veloce a scattare dai blocchi. Poi bravo Salerno a opporsi e a subire il fallo di Samuele Caracappa. Qui bravo lo Gelfo ad aver recuperato palla, anche se il direttore di gara ravvisa fallo. Salerno evita l'intervento di Ingrassia, poi Federico. A vuoto Pesetti, a vuoto però anche 5 poco più avanti. Pesetti cerca di giocarla subito sullo Gelfo, chiude Iorio, rimessa Don Carlo. Minuti giocati. Angelo riparte da Lampo. Bonaccorso cerca la palla in avanti ma ancora una volta sbaglia l'appoggio. Attenzione alla corsa di Bilotta, chiuso da Romano. Il vento qui al Giovanni Aloisio è tornato anche abbastanza forte, qui sbaglia 5, palla direttamente sul fondo. Orienta Marco, orienta, esci, sali giù, sali, Lampo, Sino, Bonaccorso, battuta lunga, troppo lunga per tutti. Giochiamo sta pallate! Con incomprensioni in queste giocate. Si riparte però col Morrone in possesso, chiude D'Angelo, Pesetti di prima, Caracappa di testa in qualche modo trova però Barbieri, ma ancora Caracappa a lottare.
Quando c'è palla Barbieri, tengono a stringere. Si riparte da Marino. Ancora che il si apre lo punti. Non stringere prima. Romano. Buon accorso, Lampo. D'Angelo. Lancio lungo col destro, cerca Logerfo che protegge contro Federico, prova a girarsi ma viene raddoppiato da Barbieri. E poi in fallo laterale Iorio. 40 minuti, 25 secondi all'Aloisio, sempre 0-0 tra Don Carlo Misilmeri e Morrone. Non glielo deve dare l'appoggio. Riesce a chiudere Iorio, poi di testa Romano in fallo laterale. Si cerca con le mani, non si vuole girare. Iorio finta di andare in avanti, poi si appoggia a Federico. Sarpa, Federico. Qui Federico rischia sulla pressione di Sino. Sino mette a sedere il portiere, sbaglia clamorosamente il gol dell'1-0. Cosa si è divorato Federico Sino? Incredibile, ha fatto tutto lui. Recupero palla, ha messo a sedere Vencia e poi col sinistro a porta spalancata ha sbagliato. Si resta sullo 0-0, ma qui gigantesca palla col per la Don Carlo, qui fallo di Lampo. Calcio di punizione, qui bisogna dire ottimo lavoro psicologico in casa Don Carlo per cercare di tenere sul pezzo Sino, mentre qui intanto Barbieri, la punizione col piede testa di Logerfo. La canna trova Celestino al limite, Celestino se la prova a portare col sinistro, bravo Romano ad alzare il muro, ma ancora Celestino, chiude anche Pesetti che poi subisce il fallo. Bene da Don Carlo a ingolfare le zone pericolose, in particolare il limite della propria area. Qui Romano evita l'intervento di 5, poi va giù ma non c'è nulla per l'arbitro. Attenzione alla ripartenza, 5 contro 4 per il Morrone con la canna converge, palla al limite, Bilotta la sterzata, cerca spazio, non lo trova, allora si appoggia. Tuoto vede l'arrivo di Iorio, forse un po' telefonato questo passaggio, ma la palla arriva, l'uscita di Simone Marino, poi sullo slancio è finito a terra Bilotta e mette la palla fuori Marino per consentire le cure a Marco Bilotta. Rimessa con cui il Morrone restituisce palla proprio con Bilotta che sembra essersi rimesso, con Marino del pallone in mano mentre inizia l'ultimo minuto del primo tempo che si è chiuso con il brivido, con il thrilling della palla gol clamorosamente sbagliata. Non dovrebbe esserci recupero. Mentre qui si trascina il pallone fuori Salerno e può provare a chiudere in avanti il primo tempo la Don Carlo. Con le mani De Carlo. Viene incontro Sino, anticipato da 5.
puoi evitare di entrare dentro il campo. No, magari stare lì quando il gioco non è... vabbè, ho detto solo una cosa. produce effetti, non entrare in campo. Perché prima mi stavi lo so. Non si batte la rimessa, finisce il primo tempo 0-0 tra Don Carlo Misilmeri e Morrone. Palle gol ce ne sono state da entrambe le parti, la più ghiotta sicuramente quella capitata al 41esimo a Federico Sino, che a porta vuota ha spedito la palla fuori. Più in generale partita molto divertente, molto godibile. Manca però la soluzione che confidiamo di trovare nei secondi 45 minuti. Intanto alcune immagini dei campi targati Sportisili anche per accompagnarvi nella marcia di avvicinamento al secondo tempo di Don Carlo Misilmeri Morrone. Restate con noi. Sei arrivato fin qui non per i chilometri percorsi dalla tua città o dal paese di provincia, ma dopo tutte le battaglie della stagione, non solo di quest'anno ma anche quelle del passato. Oggi è arrivato il momento di scrivere la storia. Amici di Sportisili, ciao da Salvo Girazzi, benvenuti al Marco Tomaselli di Caltanissette, lo spareggio promozione per salire in eccellenza siciliana. Accademia Trapani Aspra, invece l'Aspra tanto tempo fa nell'85 giocò con l'Indomita di Palermo. Conclusione al volo, il gol dell'Accademia, ha segnato Adolfo, 1-0 per i trapanesi, un rimpallo fortuito che ha premiato Federico Adolfo contro tutti i pronostici, contro la corazzata Aspra. L'Accademia passa avanti con Adolfo che raggiunge quota 30 con questa maglia. Costantino in mezzo, allontana Adolfo di testa, pallone recuperato da Santaguida, alza il sinistro sul fondo. Angelo D'Angelo, più di 10 anni in Serie D, che filtrante per Azzara, il tiro al volo di stretta di Giuseppe, murato subito, è ancora viva Azzara, punta Cammareri, pallone messo dentro, largo, il tiro di controbalzo di Barbera. Santaguida allarga, Tarantino finta il cross, ancora Tarantino fino in fondo, riesce adesso Di Giuseppe di testa. D'Angelo, Santaguida prolunga, Graziano anticipato da Di Giuseppe, può correre Di Giuseppe contro Graziano, Graziano non lo ferma del tutto, Di Giuseppe in mezzo, largo, ce ne sono due, il tiro parato da Mistretta, il tentativo di Azzara. Stadio in cui ci troviamo oggi, campo neutro per l'Accademia. C'è questo tiro da parte di Cannavò, una punizione a favore dell'Aspra che adesso gira dalle parti di Azzara, punta gli avversari. Azzara, cross deviato, sta per arrivare a Barbera, Santaguida, c'è anche in zona Yobua, pallone allargato, Santaguida, cross secondo palo verso Azzara di testa sul fondo. D'Angelo, Yobua, guarda che c'è in area, la gestisce perfettamente, non è entrato Clemente, dalla dietro, D'Angelo, profondo, occhio Mistretta, smanazza in angolo. Si va con la battuta, pallone dentro, c'è il colpo di Di Giuseppe. Battuta di Azzara per Mistretta, centrale. Graziano verso la porta, Cassone, traversa di Graziano da centrocampo su punizione. D'Angelo, sventagliata profonda e regolare, area di rigore, non c'è nulla. Aspra tenta il tiro, Barbera si deve girare, il destro alto per evitare la sconfitta, per evitare la sofferenza, la delusione dopo tutti gli sforzi fatti lungo la seconda parte di stagione. Colpo di testa di D'Angelo, sinistretta. Sale l'Accademia, Nieto, cross basso, occasione, la palla lì, il tiro ancora, la ribattuta di Yobua, tutta regolare. Sembrava un tocco con la mano con il braccio. Ultimi 10 secondi. Azzara, apertura, arriva dall'altro lato, la pressione dell'Accademia, pallone basso, il palo di Di Giuseppe e il gol in extremis di
Di Giuseppe, 1-1 Aspra, si va ai supplementari, incredibile Tomaselli, assurdo, una tribuna gelata all'improvviso. Recupera l'Accademia, Cannavò, filtranti, salgono in due da quelle parti. Trapani tira tutto per Alessio Cannavò, limite dell'area, Cannavò, il tiro alto. La battuta lunga di Graziano, Cannavò, l'acrobazia di Cannavò. D'Agostino sponda adesso. Pallone verso l'interno, Clemente di prima, D'Agostino, l'aggancio, Barbera, la piazza! Azzara, palla al piede, allarga Di Giuseppe, c'è spazio, Di Giuseppe verso la porta Mistretta, allontana il Viva, Barbera calcia male, ma segna il gol dell'Aspra, 2-1, Mattia Barbera, ci ha provato tantissimo, il classe 2004 che rimonta la partita, può risultare sotto la curva dei tifosi gialloverdi. D'Angelo si è preso la fascia di capitano dopo l'uscita di Palazzo dal Campo, ancora D'Amico, vince il rimpallo, cross basso, dentro il tocco Mistretta, che occasione per Clemente. Parrinello deve stare attento perché c'è D'Agostino, ancora Agnello, cross profondo, colpo di testa fuori di Graziano. Parrinello, D'Angelo a rispondere di testa, Barbera, c'è una prateria lungo quella fascia, Azzara, sale Azzara, area di rigore, Azzara Mistretta, respinge, per sua fortuna Azzara poi finisce giù, la corsa di D'Amico, il passaggio per Clemente, spinta di Cammareri, cartellino rosso per Agnello. Clemente sale ancora, Clemente in mezzo a tre, pallone liberato, Parrinello, ma eccolo qui, il triplice fischio, l'Aspra per la prima volta nella sua storia sale in eccellenza siciliana, 2-1 dopo i tempi supplementari a Caltanissetta, onore, grandissimo onore a questa Accademia Trapani. Ricordare con tanta gioia, il risultato è uguale, 2-1, quindi in termini di paragone appunto è stata una bella emozione. Quest'anno è stata bellissima perché la partita insomma, è partita in salita per i nostri ragazzi ci ha creduto fino alla fine. Siamo felici per il presidente, per i tifosi, per i nostri familiari, per noi stessi che insomma subendo un tiro in porta ci trovavamo in svantaggio fino al 94esimo del secondo tempo. Una palla doveva essere rinviata lateralmente, invece è caduta centralmente, è stato bravo il loro attaccante a centrare un tiro molto angolato dove Casciano non ha potuto fare nulla. Però i ragazzi ci hanno creduto fino alla fine, abbiamo avuto tante palle gol, non entrava per bravura del loro portiere. Però insomma siamo strafelici di aver centrato l'obiettivo che la società e il presidente si era prefissata e siamo contenti per i tanti tifosi a seguito che ci hanno tifato fino alla fine. Ad Aspra mi trovo molto bene, abbiamo fatto come dire, questa scelta, col presidente ci conosciamo da tanto tempo, sin dai tempi della seconda categoria, quindi è una società viva, giovane, ambiziosa, quindi ci godiamo questa giornata di festa e dopo 45 anni questa società si ritrova appunto in eccellenza. Mi sento emozionatissimo, diciamo che per me questo è stato un anno abbastanza difficile. Ho iniziato col Palermo, ho avuto dei momenti di difficoltà, adesso mi sto prendendo le mie soddisfazioni, mi sto prendendo le mie rivincite, sono contento per la squadra, abbiamo lottato fino all'ultimo, ci abbiamo creduto veramente fino alla fine. Purtroppo il primo gol ai primi minuti ci ha destabilizzato mentalmente veramente molto, però siamo stati bravi, abbiamo avuto tante occasioni, devo fare anche i complimenti alla squadra avversaria perché sono stati in grado comunque di mantenere la partita in maniera equilibrata, ecco. Anche il loro portiere molto bravo e poi giustamente nel calcio c'è anche un po' di fortuna, ci sta, quindi siamo stati fortunati e bravi a trovare il gol al 95esimo con Claudio e poi nel primo tempo supplementare altrettanto io a trovare il gol del raddoppio. Poi ovviamente è una gioia unica esultare sotto i tifosi, non ci siamo abituati noi, quindi a stare sotto anche i genitori, gli amici, veramente bello. Quel gol ai primi minuti ci ha destabilizzato perché avremmo fatto totalmente un'altra partita.
Per fortuna siamo riusciti a rimanere compatti, uniti, poi il mister ha fatto dei cambi, i cambi sono andati veramente bene a partire da Clemente, ad Amico, tutti, D'Agostino. E poi con bravura e fortuna siamo riusciti a ottenere quello che meritiamo. Torniamo in diretta per il secondo tempo di Carlo Misilmeri. Carlo Misilmeri Morrone. 0-0 al termine del primo tempo, così come 0-0 è il punteggio complessivo. Si gioca di fatto veramente un bellissimo clima, almeno per quel che riguarda quello che si vede in campo. Se parliamo invece di clima meteorologico, sicuramente la situazione è ben diversa. Veramente un bel corre buon sangue tra queste due squadre che stanno facendo parlare il pallone ai piedi, lo stanno facendo veramente bene dall'una e dall'altra parte. Manca solo il gol, che forse è chiaramente l'ingrediente principale di una partita di calcio. Al di là di tutto, veramente bello spettacolo fin qui dopo i primi 135 minuti. Falsa partenza. Non ci
sono stati cambi da una parte e dall'altra, quindi a breve andrò a leggere sia le formazioni che i giocatori in panchina. Inizia adesso il secondo tempo di Don Carlo Misilmeri. Sarpa palleggia la squadra di mister Verducci con i suoi due centrali, con la Don Carlo che cerca subito di pressare alto, colpo di testa di Bonaccorso, poi Romano liscia il primo tentativo, riesce nel secondo, poi colpo di testa di Barbieri, l'appoggio indietro di Federico per Vencia. Don Carlo Misilmeri che scende in campo in questo secondo tempo con Marino in porta, linea difensiva a 4 con a destra De Caro, a sinistra D'Angelo, i centrali sono Bonaccorso e Lampo, in mezzo al campo Ingrassia Romano a fare da frangiflutti, intanto volata di vento che arriva improvvisa e poi di sorpresa anche chi vi sta raccontando la partita. Tra le linee ci sono Sino, Caracappa e Pesetti, in avanti gioca lo Gerfo, dall'altra parte il Morrone con Vencia in porta, linea difensiva con Iorio a destra, Salerno a sinistra, Sarpo e Federico sono i due centrali, in mezzo al campo Barbieri e 5 con Celestino a muoversi tra le linee, La Canna e Tuoto a fare da esterni d'attacco, di punta gioca Bilotta. Ecco Celestino, palla in avanti a cercare la corsa di La Canna. La Canna corre, lo ferma Bonaccorso, fallo laterale per il Morrone. Va a puntare Salerno contro De Caro, altro fallo laterale. Don Carlo che porta in panchina D'Agostino, Lovico, Scattareggia, Pellegrino, Gaspare Alcamo, Bonanno, Mannoia, Colline e Virzì. Rientro importante quello di Virzì, vedremo anche quale sarà la sua autonomia dopo lo stop accusato alla vigilia della semifinale regionale contro il Vittoria, infortunio accusato a Castellammare contro l'Unitas Sciacca. Dall'altra parte invece c'è il secondo portiere Marano in panchina per il Morrone che completa il giocatore in posizione con Volpi in testa, De Rose, Faustino, Pucciano, Andronache, Lento, Termine e Carbone. Lo Geffo con recupero, tocca cercare Caracappa anticipato da Barbieri. Federico, Sarpa, palla a cercare Celestino, in qualche modo la tocca, poi De Caro, non si capisce con Romano che in qualche modo arriva, interviene Federico, ancora Romano, Sino con la girata bene su Federico, uso però dall'intervento di Barbieri, poi scontro involontario, giallo per Sino che a dire la verità si è scontrato con 5, non sembrava falloso il suo intervento che comunque gli costa la prima ammonizione di questa partita. Marco 10, Albe 10, Punizione dunque per il Morrone con Federico che lancia lungo dalle parti di La Canna, lo aspetta De Caro che gliela mette fuori. Calma, calma Dani, calma Dani. Deca, Deca, Deca. Qui intanto palla messa dentro da Barbieri, colpo di testa di Lampo che tocca all'indietro, poi Pesetti al duello con Tuoto, la palla esce, calcio d'angolo. È il primo della partita per il Morrone. 3 ne ha battuti da Don Carlo proprio in quella fase in cui il piede sinistro di Romano ha messo più volte in difficoltà la difesa. C'è stata anche una traversa, un'autotraversa tra le
occasioni sicuramente più importanti costruite dalla squadra di Lobue, ma adesso attenzione al tentativo dalla bandierina. Alzalo bene, oh! Paese! Serie di blocchi in area, lo vedete, tanto traffico davanti a Marino. Tanto parte la palla, c'è il tocco, il salvataggio e poi ancora riesce la Don Carlo a toglierla dalla porta. Bravissimo Marino, palla in calcio d'angolo. Vai fuori! Alline! Che occasione qui per il Morrone per portarsi in vantaggio. Ancora tanti blocchi al limite dell'area. Pallone che parte, l'arbitro fischia in favore della Don Carlo. Forse poteva farlo anche nell'occasione dell'angolo precedente, ma che pericolo per la squadra di mister Lobue, salvata dal suo portierone. Non è un caso se parliamo del portiere che è stato lungamente titolare in prima squadra, oltre a essere stato scelto per rappresentare la Sicilia allo scorso torneo delle regioni. Intanto attenzione a Pesetti, il cross, colpo di testa da parte di Sarpa, poi Romano. Vediamo come reagisce la Don Carlo a questo scampato pericolo. D'Angelo, Pesetti apparecchia per Sino che non arriva, poi 5, evita D'Angelo, palla per Bilotta, l'avanzata poi col tocco di Tuoto chiuso da Ingrassia. Vediamo se riparte la Don Carlo. Sino fermato da Barbieri. La Canna converge, Barbieri allarga, Salerno, il tocco in posizione regolare di Tuoto, l'intervento di Romano, calcio di punizione dal limite dell'area. Punizione. Appena mezzo metro fuori dall'area di rigore questo calcio di punizione. Celestino e La Canna sulla palla, uno col destro, uno col sinistro, molto pericolosi entrambi. Alla fine se ne va Celestino, tocco per La Canna. Occhio anche all'eventualità di un tiro, anche se siamo veramente con uno specchio di porta molto chiuso. Va comunque al tiro, La Canna riesce a smanacciarla fuori Marino, e altro calcio d'angolo. Pareggia anche il conto dei corner il Morrone. Se esci sei fuori, Oh. Mister, che si fa Andiamo dietro! Ok, alla battuta del calcio d'angolo, questa volta primo palo, De Caro mette fuori, prova ad arrivare Caracappa che la tiene. No, lo so, Anzi no. era per dirtelo, ok? No, manco visto. Non perché era uomo. Occhio, C'è la rimessa 10 Peppe! con la palla che arriva in area, allontana D'Angelo, poi Federico la fa scorrere, non riesce lo Gerfo a recuperare. Rimessa Morrone che sembra essere rientrato meglio dagli spogliatoi rispetto alla Don Carlo. Barbieri, tocco per Salerno, anticipo secco di De Caro che sbaglia. Oh, tanta tensione in casa Don Carlo adesso. Bilotta, c'è la corsa di La Canna, in area di rigore, La Canna, l'uscita di Marino, attacco però ancora vivo con Celestino che propone il cross, colpo di testa e la palla che finisce ancora tra le braccia di Marino. Adesso aumentano i pericoli per la porta della Don Carlo Misilmeri.
Ingrassia perde il rimpallo con Barbieri, che ha un po' accusato il colpo, infatti va giù Barbieri, sì. Ragazzi, hai messo la parte tua. Va bene, metti tu. Adesso la palla restituita al Morrone direttamente dal direttore di gare, è stato lui a fischiare. Calma, ragiona. Saler, Romano col tocco che però innesca la canna. La canna con la palla dentro l'area di rigore, Bilotta chiude Lanfo, calcio d'angolo continua. Il buon momento della squadra calabrese che andrà dalla bandierina per la quarta volta in questi primi 11 minuti e spicci di secondo tempo. Tra Celestino che gioca corto, ancora qui la giocata che libera Barbieri, il cross era sotterra, la palla allontanata da De Caro, poi in qualche modo lo gerfa col piede, la canna al tiro e c'è il gol del Morrone che sblocca il risultato a segno la canna, e possiamo dire che per quello che si sta vedendo in questo avvio di secondo tempo il gol della squadra di Verducci è assolutamente meritato. A segno dunque Sergio Lacanna che esulta anche davanti alla nostra telecamera, porta in vantaggio il Morrone e adesso vedremo quale sarà la reazione della Don Carlo a questo gol che, ripeto, detto molto francamente meritato dalla squadra calabrese per quanto si è visto nei primi 13 minuti di secondo tempo. Tanto prepara la prima mossa mister Lobue dentro Piero Pellegrino, classe 2006, chiamato a questo punto a dare un po' di verve ad un attacco che si è appiattito in questo secondo tempo, forse con qualche minuto di ritardo ha accusato la squadra di casa del gol clamorosamente fallito da Sino nei minuti finali del primo tempo. Tuoto fermato da D'Angelo, poi Barbieri, ancora D'Angelo a fermare e a rispingere la ripartenza, avanza Roberto D'Angelo, chiuso però da Barbieri. Che partita che sta facendo anche al ritorno Barbieri. Qui intanto attenzione al rosso per D'Angelo, cartellino rosso per Roberto D'Angelo, e adesso è anche in 10 da Don Carlo Misilmeri. Lo scontro a palla lontana tra D'Angelo e Barbieri dopo il duello c'è il cambio dunque. Fede! 7 a sinistra, tu insieme a Romani. Esce Ingrassia, entra Pellegrino. Don Carlo che dovrebbe, almeno sembra, disporsi 4-4-1. Michael, pigliate le imbocate e spingiamo con i terzini, giochiamo con le mezzali alle spalle e i terzini.
Qui avete sentito probabilmente le indicazioni di mister Verducci ai suoi giocatori. La canna, la crossa di prima, deviazione di De Caro, calcio d'angolo. Ha chiaramente il pallino del gioco in mano la squadra ospite, che adesso guadagna il quinto calcio d'angolo. Mezz'ora più recupero alla fine. Prosegue nel riscaldamento anche Lovico. In casa Don Carlo non si muove nulla per il momento per il Morrone. Non può che essere soddisfatto il tecnico. Qui la palla che arriva in area ancora verso la canna, chiuso da Romano, cercato Sino. Sino non riesce a controllare, arriva però Bonaccorso a spingere, avanza Bonaccorso, tocco per Sino che può avanzare. Sino, lato corto, mette in mezzo il pallone, Bonaccorso di testa, palo, la palla rimane lì, lo Gerfo respinto in calcio d'angolo, vicinissima al pari la Don Carlo. Era salito quasi come se la sentisse che qualcosa sarebbe accaduto dalle sue parti. Ismaele Bonaccorso, battuto Vencia, palla sul palo e poi lo Gerfo non è riuscito nel tapin. Mocca al quarto corner per la Don Carlo, lo batte Romano, colpo di testa a mettere fuori di Bilotta, poi di testa Celestino. Vediamo se riparte il Morrone con la canna che intanto tiene il pallone in campo, poi prova a far viaggiare Celestino, scivolata di Pesetti, ma ancora la canna, evita Pesetti, gran partita di la canna al di là del gol. Il tocco poi per Bilotta, chiuso da Lampo. 5 inseguito proprio da Pesetti. Barbieri, il tocco per Salerno, in qualche modo la tiene in campo, cerca lo scambio con Tuoto, non ce la fa Pellegrino a tenerla. Calcio d'angolo, sesto tiro dalla bandierina per il Morrone, tutti ottenuti in 17 minuti. Grazie. La battuta con la palla messa fuori di testa e poi alla fine decide di mettere in fallo laterale Barbieri. De Caro con le mani, lo Gerfo la fa scendere, poi non trova il controllo Pellegrino, allora corre dall'altra parte 5 che va al lancio, vede la corsa di La Canna, chiuso, anticipato molto bene da Bonaccorso. Bonaccorso mette fuori, cerca Caracappa, sbilanciato, fallo. Siamo in più! La battuta di De Caro, Così mi va bene! lo Gerfo la fa scendere, poi va in scivolata, ma c'è forse un contatto. E poi l'arbitro fischia contro Romano. Insorge il pubblico dell'Aloisio. Richiamata la panchina. Mister, il suo collaboratore. Ok, non serve più l'intervento dalla panchina del Morrone, si è rialzato Celestino, adesso serve il pallone. Tanto
pronto un altro cambio, pronto come detto prima Mario Lovico. Intanto Romano recupera palla, va a rilancio, palla che supera la metà campo ma finisce direttamente fuori. Con le mani Salerno, Bilotta riesce a lanciare dall'altra parte, c'è la corsa di Tuoto anticipato da Pesetti che poi riesce ad evitare sia il calcio d'angolo che il fallo laterale. Qui Sino riesce a recuperare un ottimo pallone, Sino con il lancio, colpo di testa di Sarpa. Celestino, tocco per Tuoto, ancora l'1-2 che si chiude, Celestino salta un avversario, Celestino ingresso in area, Bilotta la girata male col destro, ha sfiorato il raddoppio. Lo vedo fuori di nuovo di lei. 10 fuori. 10-14. Tanto esce Sino nella Don Carlo Misilmeri, tocca a Lovico. Sino è uscito, quindi spazio per Mario Lovico. Il rilancio di Marino proprio verso il nuovo entrato che viene anticipato di testa da 5. Buon accorso, lancia verso Pellegrino che prova a dar fastidio e Scevencia. Adesso un po' più equilibrato il centrocampo della Don Carlo con l'ingresso di Lovico, leggermente meno offensivo, sicuramente più a copertura. Qui Bilotta non riesce a controllare. Caracappa, tocco per Lovico. Caracappa, converge il numero 8 della Don Carlo che cerca di accendersi. Intervento di Barbieri. Sarpa, Federico, Barbieri, Sarpa, Iorio, aggancia il pallone, tocco per Federico. Poi Barbieri improvvisamente verticalizza, tutto facile per Bonaccorso che però non controlla bene, bravo a recuperare. Ancora però arriva per primo un giocatore del Morrone, riesce ad evitare il fallo laterale Iorio. Tuoto evita l'intervento di Caracappa, ancora Tuoto che porta sul pallone. Celestino allarga per la canna, sovrapposizione di Salerno intuita da De Caro. Caracappa in anticipo, prova a far viaggiare Pellegrino, preso un po' in controtempo il numero 15 che però la controlla. Tocco per lo Gerfo, cercato sulla corsa, però c'era nettamente in anticipo Vencia che può portare sul pallone. 68,25 sul cronometro, 21,5 da giocare. Decide il gol segnato dalla canna. Barbieri, Sarpa porta sul pallone, aggirando la pressione di Logerfo e poi appoggiando su Salerno, cerca qui la sponda Celestino per la canna. Questa volta la connection tra i due non c'è e allora rimessa per la Don Carlo in fase difensiva. Inizia adesso il movimento sulla panchina dei calabresi, colpo di testa di Logerfo, poi Pellegrino, spalla alla porta e mezza due, riesce ad appoggiare ancora per Logerfo che resiste ad una carica. Logerfo prova a passare su Salerno e ci riesce, sprigiona i suoi cavalli Vincenzo Logerfo che accelera, ancora Logerfo fermato e l'ultimo tocco è il suo. Dobbiamo salire! C'è ancora! Vieni qua! Tranquillo! Vieni!
La rimessa per Salerno, Celestino col controllo, il lancio per la corsa di Lacanna che parte in posizione regolare, Lacanna in area inseguito da Lampo, ancora Lacanna, ingresso, cae il tiro con l'esterno a prendere in controtempo Marino, la palla però esce. Lacanna che se può prendere metri diventa veramente un giocatore difficile da controllare e da tenere d'occhio. Tanto si sta scaldando Virzini e la Don Carlo Misilmeri, vedremo se avrà questi 20 minuti di autonomia, mentre qui sbaglia Pesetti, perde una palla sanguinosa, viene fatta passare per Tuoto che mette in mezzo, Lacanna col tiro deviato, non riesce ad evitare il calcio d'angolo Marino. Qui si è un po' disconnessa la Don Carlo dalla partita, brutta palla persa qui di Pesetti. Lacanna che va alla battuta del sesto calcio d'angolo. La palla che spiega sul primo palo, direttamente sull'Ogerfo che poi prova anche a inseguirla, arriva però per primo 5 che scucchiaia ancora sulla Canna, anticipato almeno per un attimo da Romano, ancora la Canna, evita un altro avversario, poi l'Ogerfo gliela porta via, la Canna in scivolata non riesce a prendere, la prende Salerno che va da Celestino, Celestino sfiora di testa, buon accorso se la sistema e calcia via. 5 di testa anche Romano, poi prova ad arrivare Caracappa, l'anticipo di Salerno, l'arbitro però punisce l'entrata del terzino sinistro del Morrone, punizione Don Carlo. Vai battere! Vai battere! A battere direttamente Marino, sono praticamente tutti a ridosso del limite dell'area. Marino la battuta sul secondo palo e Scevencia con grande scelta di tempo. Federico, poi Sarpa apre per Salerno, Barbieri, Celestino, il dribbling su Romano, poi passa anche su Pellegrino che mette il piede, commette fallo. Gioca dai Iorio, un sacco di Iorio, dai Iorio. Sarpa, il tocco poi di Federico per Iorio dall'altra parte. Buon recupero palla da parte di Lovico che poi la tiene dentro il rettangolo, ancora Lovico d'esterno, subisce ancora brutta entrata, pallone comunque a Pellegrino, Pellegrino col destro sopra la traversa e poi c'è il giallo per Iorio. Chiede di accelerare il direttore di gara, Avvencia. Mancano 16 minuti e mezzo. Finalmente viene battuto il rinvio dal fondo. Sarpa, Salerno cerca e trova Celestino, può avanzare il 10, Celestino allunga la falcata, si muove Bilotta, libera lo spazio, Celestino al limite, può anche calciare e lo fa sopra la traversa. Chiede scusa Celestino, aveva fatto tutto bene anche Bilotta che gli ha liberato lo spazio per entrare, poi però ha scalpellato il capolavoro in questo caso. Tanto notizie dagli altri campi sempre per quanto riguarda i settori giovanili. Il Palermo ha ottenuto
la promozione in Primavera 2, battuto il Bari 2-1 al ritorno al Pasqualino Stadium di Carini. Per scoprirne di più ovviamente vi invitiamo sul nostro sito sportisili.it per leggere la cronaca direttamente dal campo di Carini. E dunque Palermo che dopo la delusione della prima squadra della serata di ieri si prende la gioia della propria formazione primavera allenata da Stefano Di Benedetti, che tra altre cose è l'uomo che ha iniziato la stagione proprio da allenatore della prima squadra nelle gare di Coppa Italia contro Reggiana e Torino. Intanto buon recupero palla della Don Carlo con Romano. Caracappa dribbla verso l'interno, palla per Pellegrino, scontro, calcio di punizione e giallo per Federico, secondo ammonito in casa Morrone dopo Iorio. Sul pallone c'è Romano. Poco meno di un quarto d'ora alla fine della partita. Peppe Romano sul punto di battuta. C'è il fischio. Romano tesa ancora sul secondo palo, Bonaccorso, palla fuori. Arriva adesso il momento del cambio, probabilmente invece si gioca. Il controllo di Celestino. Vencia. Poi Iorio, anzi Federico, tocco per Sarpa, non facile da leggere. Poi quasi a vuoto Lampo che però riesce a girarla in avanti. Colpo di testa di Iorio, poi Romano mette giù, però a passare in mezzo a due perde una brutta palla, lo premia l'arbitro col calcio di punizione. C'è l'uscita dal campo di Lampo. 6-21. Esce Lampo, entra Francesco Virzi che dunque torna dopo un'assenza forzata di 3 partite. Ricordo ha saltato la semifinale contro il Vittoria, la finale sempre regionale contro il Messana e anche la gara di andata. Sempre viaggiato con la squadra, sempre rimasto accanto ai suoi compagni e ora tocca a lui per questo rush finale. Tanto qui esce Vencia ma esce male. Virzi, primo pallone toccato, viene anticipato da Salerno, allontana la difesa. Tanto c'è un giocatore del Morrone a terra. Piero, dammi il like. Roma. 4-3-2. Ridisegna la squadra intanto mister Lobue, come dicevamo prima, con Lovico che fa il centrale, con Bonaccorso, con Virzi e Caracappa a sostegno di Romano e con il tandem offensivo composto da Pellegrino e Logerf. Intanto Barbieri accompagnato fuori. Zoppica Barbieri, preda ai crampi, però ce la dovrebbe fare, almeno questi sembrano i cenni
d'intesa. D'esterno Lovico intanto, colpo di testa di Salerno, andare con le mani De Caro. Lo Gerfo la difende, prova a girarsi, lo chiude Celestino, poi Virzì cerca di passare in mezzo a due. L'arbitro assegna calcio di punizione al Morrone. Stiamo per entrare negli ultimi 10 minuti più recupero. Batte lungo Sarpa cercando Bilotta, di testa Bonaccorso. Poi Tuoto può avanzare, limite dell'area, la palla sul destro, ribatte Lovico. Poi Caracappa, tocco per Romano, anche il pubblico dell'Aloisio cerca di entrare in partita e di spingere i propri beniamini. Caracappa, l'avanzata di Caracappa, converge, palla sul destro, pallone sul fondo. E dunque si entra negli ultimi 10 minuti di partita con questa occasione. Barbieri riesce ad evitare Romano. Grande ottavo di finale nel complesso giocato da Mattia Barbieri. La canna, anticipo di De Caro, fallo laterale Morrone. Abbassatela, una vez si abbassa là. Una mano, di mani per lei. Di mani là per lei. Roma, attenzione là, Roma. La rimessa di Salerno a cercare Bilotta, ancora una volta Bonaccorso a mangiarsi il centravanti del Morrone. Di testa Lovico, sui piedi di Tuoto, al limite. Romano gli toglie la luce per il tiro, allora palla a Salerno. Il cross praticamente da fermo, occhio qui alla palla messa dentro la 5. Bilotta prova a girarsi, ancora Bilotta, l'appoggio, Tuoto cerca luce per il tiro, non la trova, ancora Tuoto, allontana Lovico. Fondamentale, ma qui sicuramente è mancato qualcosa nella fase realizzativa del Morrone. Bonaccorso. Graziata dunque la Don Carlo in questo caso, colpo di testa da parte di Federico, poi Virzì trova la chiusura di Sarpa. Sarpa, Federico. Sicuramente la confidenza con il possesso palla della coppia centrale del Morrone in questi casi può aiutare tantissimo, anche nel congelare il pallone. Qui ancora la palla a far muovere la canna, questa volta capisce tutto in anticipo Bonaccorso, ma c'era anche fuori gioco. De Caro, Bonaccorso, lungo a cercare lo Gerfo, colpo di testa di Sarpa, poi 5, anzi è Tuoto a prendersela. Tuoto con la palla per Bilotta. La sensazione è che Bilotta non sia esattamente un giocatore che ami giocare inseguendo i palloni in verticale. Qui Tuoto ha messo male in atto la ripartenza. Qui di testa Pellegrino contro Federico, poi Barbieri riesce a giocarla su 5. Celestino tra le linee, movimento di Bilotta, spalla alla porta Bilotta, cerca la palla di ritorno per Celestino, gran palla, Celestino riesce a passare su De Caro, ancora Celestino, la palla per la canna che converge col destro, la canna, la palla spizzica il palo, c'è stata deviazione, ma ancora ad un passo dallo 0-2 la squadra calabrese. E questa volta quel che non hanno messo in pratica, ovvero sia il calciare verso la porta, lo hanno fatto e come con il solito la canna, che sta seminando il panico negli ultimi 20-25 metri di campo della Don Carlo Misilmeri. Don Carlo che qui cerca di ripartire perché c'è ancora vita qui al Giovanni Aloisio. Lovico, cercato Pellegrino anticipato. Celestino riesce ancora a liberarsi splendidamente del pallone, poi Tuoto
Palla in profondità per Bilotta che si è mosso bene tra le linee, però palla troppo forte per lui. E allora Marino, lungo, più lungo che può. Colpo di testa di Iorio, rimessa e torna in attacco come d'incanto la Don Carlo Misilmeri. Ultimi 5 minuti in arrivo, poi sarà recupero. Qui al Giovanni Aloisio. Con Peppe Romano alla battuta. Dentro l'area di rigore, colpo di testa dello Gerfo stoppato a Iorio, poi allontana Celestino. Arriva Marino. La battuta del portiere della Don Carlo, lunga a cercare Romano che controlla. Poi scontro con Iorio. Difficilmente punibile con un fischio in favore del numero 4 della Don Carlo questo scontro. Tanto prepara la prima mossa ed è De Rose il morrone. Salerno, tocco per la canna che prova ancora ad andare in fuga sulla sinistra, il cross al centro, in qualche modo Lovicola toglie dalla disponibilità di Bilotta, poi Celestino, controllo, addomestica la palla, chiude bene Virzì, rimessa. Alberto, cambio. Tanto c'è il cambio, esce proprio l'autore del gol che sta decidendo la partita. Entra De Rose che era titolare all'andata. A destra devi andare, a destra, 5, ha rimesso in gioco il pallone il Morrone, gran giocata qui di 5 al limite, 5 col destro, palla fuori. Sono 200 secondi più recupero. Rinvio di Marino, lungo a cercare Caracappello Gerfo, colpisce proprio quest'ultimo, poi Romano, il guizzo, Romano porta spasso il pallone, lo chiude 5, ancora Romano, la tiene in campo, poi crossa con l'esterno sinistro, una palla stupenda sulla quale nessuno ha creduto. Tuoto, Barbieri, poi Iorio in qualche modo cerca compagni, trova Bonaccorso, Romano si butta ancora dentro Bonaccorso, memore della giocata che ha portato al palo, colpito in precedenza, intanto il lancio direttamente tra le braccia di Vencia, classe 2005 il portiere del Morrone. Qui recupera palla lo Gerfo, ingenuità di Barbieri, calcio di punizione, giallo per Barbieri. Stavo giusto parlando di Vencia, tra l'altro tessendo nelle loro di portiere classe 2005, non ancora maggiorenne, lo diventerà tra poco. E Vencia che adesso ha una bella prova da affrontare. Calcio di punizione per la Don Carlo dal limite dell'area. Con De Caro che discute col direttore di gara. Sul pallone Caracappa e Romano. Confermata la munizione per Barbieri, 40 secondi.
dell'arbitro. Parte Romano, il salvataggio di Vencia e poi la palla che rimane dentro Romano, alto sopra la traversa, l'esultanza di Vencia, e fa bene ad esultare perché ha levato il gol dell'1-1 a Romano. Novantesimo che sta per scadere, attendiamo la segnalazione del recupero. Intanto attenzione Romano, si accende il pubblico dell'Aloisio, sbaglia però Romano, stremato, poc'anzi aveva detto alla sua panchina ho i crampi. È finita. 5 di recupero. Qui lo Geffo prova a tenerla, bravo però a chiudere Barbieri. Fallo laterale Don Carlo che adesso deve fare l'ultimo sforzo per provare a guadagnarsi l'accesso ai quarti di finale di questa fase nazionale. Adesso può battere un fallo laterale qualche metro più avanti. La rimessa di Romano arriva in area di rigore, Bonaccorso fa sponda. Ultimo tocco del centrale della Don Carlo, rimessa Morrone che può respirare. Passato 1 minuto e 23 secondi nei 5 di recupero. Morrone sicuramente squadra ben composta, ben allenata e con diversi giocatori di grande talento. Uno di questi è Barbieri che recupera l'ennesimo pallone, Tuoto però mangiato da Pellegrino che prova a ripartire in mezzo a 2, c'è fallo. Punizione Don Carlo e va a batterla ancora Marino. Scaduto anche il secondo dei 5 di recupero, Marino fa salire i compagni, vanno tutti in area quelli del Morrone tranne Celestino. Marino decide di andare da Pesetti, il cross di Pesetti fiondato sul secondo palo, colpo di testa e la correzione che non arriva, se non ho visto male Caracappa, incredibile, incredibile. Tanto c'è un po' di tensione davanti alla porta. C'è il giallo per Vencia. C'è un po' di tensione, c'era un po' di tensione, per fortuna subito diradata. Siete delle teste di cazzo, siete! Porco Giuda! Porco! Teste di cazzo siete! Si giocherà per un altro minuto, quindi si arriverà a 96, siamo al 93 e 37, quindi 2,5 per la Don Carlo per cercare il pareggio. L'invio di Vencia che è stato ammonito. Testa dei Pesetti, poi Pellegrino evita l'intervento di 5, spinge in avanti, avanza la Don Carlo che adesso arremba alla ricerca del pari, sbaglia il tocco Pellegrino per Pesetti, arriva Romano fiondato, respinto ma c'è De Caro, Bonaccorso in posizione di ala quasi, Bonaccorso non sa che fare col pallone, cerca questo cross che arriva in area, Pesetti al volo, blocca Vencia. A terra Caracappa, a terra Federico. Buttala fuori che? Guarda che coglione per l'altro, guarda che coglione me l'ha buttato.
problema piede sinistro, caviglia sinistra per Voglio dire che mi impicco, si pareggiano mi impicco. Esistono, non mi stanno tanto ancora. Mi impicco. Mi impicco si pareggia. È impossibile. problema al piede sinistro per Samuele Caracappa. Si rialza Caracappa, che veramente dovrà andare fuori adesso. Sicuramente ci sarà ancora tanto da recuperare perché il gioco è rimasto fermo, sì, ancora un minuto, quindi 97. Mentre si tiene la coscia sinistra, Bilotta si sta giocando veramente allo stremo delle forze da una parte e dall'altra. Più lungo che può Vencia verso Bilotta, si scontra con Pesetti, la palla arriva a Marino che fa salire i compagni e poi calcia più lontano che può, la palla però torna quasi indietro anche per colpa del vento, non supera il centrocampo. Celestino di testa, Pesetti d'esterno, la palla gli rimane sul piede, poi De Caro attende il contatto con Bilotta, qui De Caro qui intanto ancora un po' di piccolo parapiglia al limite dell'area. C'è anche Marino in area, per quella che dovrebbe essere l'ultima occasione. Mancano 20 secondi allo scadere del 97esimo. La punizione di Romano, fiondata, colpo di testa proprio di Marino, Vencia la tiene lì e a questo punto manca solamente il triplice rischio al direttore di gara. È scaduto anche il settimo minuto, adesso è scaduto anche il settimo minuto. Rinvio di Vencia, direttore di gara che fischia 3 volte, finisce la partita, vince e passa ai quarti di finale della fase nazionale del campionato di onore Sil Morrone, che batte per 1-0 la Don Carlo Misilmeri, decide il gol segnato in avvio di ripresa da Lacanna. È stata una partita veramente straordinaria tra due squadre che hanno onorato al massimo il campo del Giovanni Aloisio del Misilmeri, ma anche all'andata al Popilbianco di Cosenza. Partita straordinaria, doppio confronto straordinario. Alla fine passa il Morrone che alla lunga ha saputo sfruttare più degli avversari il momento di defaglianza appunto dei rivali, ma anche il proprio buon momento in avvio di secondo tempo con il gol di Lacanna, senza dubbio uno dei migliori in campo. Ma vanno fatti grandissimi applausi alla Don Carlo Misilmeri di mister Giampaolo Lobue. E qui intanto bellissima la scena, tutti vicini, tutti a scambiarsi applausi, strette di mano, a conferma del bellissimo doppio confronto che ha avuto atto sull'asse Cosenza-Misilmeri. Ai quarti di finale, presumibilmente contro il Sant'Agnello, andrà il Morrone di mister Verducci. Ovviamente vi ringraziamo per averci seguito, siete stati tantissimi anche oggi. Naturalmente il rinnovo a seguirci sui nostri canali social Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, oltre che sul nostro canale YouTube e sul sito sportisiri.it. Qui mentre festeggia il Morrone e mentre si prendono gli applausi i giocatori della Don Carlo Misilmeri, interrompiamo il collegamento da Giovanni Aloisio ribadendo il punteggio: Don Carlo 0, Morrone 1. San Francesco Cambuca, grazie per averci seguito.